Le mie 6 parole preferite. Eccole le mie parole preferite. Funzionamento, famiglia, forma fisica, amicizia, divertimento, futuro. Sono davvero molto importanti per me. Sono fortemente collegate a ICF, la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, sviluppata dall'Organismo Mondiale della Sanità nel 2001. Fai attenzione a queste parole, che sono importanti in tutti i momenti della mia vita, quando faccio la riabilitazione, quando i dottori mi visitano, quando sono a scuola o con gli amici o a casa. Insomma, sempre. Queste 6 facili parole possono aiutare chiunque a capire le cose che contano veramente per me. Alcune persone sono così concentrate sulla mia disabilità e preoccupate per le mie difficoltà da dimenticarsi che io voglio essere felice e sentirmi in salute come tutti gli altri. Adesso te le spiego meglio queste parole. La prima, funzionamento. Io voglio fare tante cose, come andare a scuola, essere più autonomo possibile a casa e fuori casa, muovermi, fare esperienze adatte alla mia età. Questo significa funzionamento. Cosa importa se non faccio le cose come gli altri? Forse avrò bisogno di più tempo, di più esercizio, di qualche ausilio, ma ciò che conta per me è farle, anche con il tuo aiuto. La seconda parola, famiglia. La mia famiglia mi conosce meglio di chiunque altro e i miei genitori sanno ciò che va bene per me. È importante parlare con loro, ascoltare cosa hanno da dire, farsi spiegare quali sono gli obiettivi della mia famiglia. Dai loro le informazioni in modo completo, comprensibile e utile a prendere le giuste decisioni per la famiglia. Ed eccoci alla terza super parola, forma fisica. Come tutti ho bisogno di curare bene il mio corpo e la mia mente. Aiutami a trovare modi per essere attivo e stare in salute. Aiutami a capire ciò che posso fare e come rendere tutto più facile. Per me può essere difficile fare attività fisica come i miei coetanei. Parlo di sport, ma anche di cose come camminare, spostarmi, andare in bici, correre. Gli esercizi che faccio con i terapisti e le cure dei dottori, gli ausili, le attività con gli altri, gli sport di squadra, una dieta sana. Tutto ciò mi può aiutare a stare in salute. Ora tocca la quarta parola, amici. Io voglio amici, voglio costruire amicizie vere, crescere e fare cose circondato da amici. Io posso imparare da loro e loro possono imparare da me. Aiutami a fare amicizie a scuola, nella mia comunità, a casa, in terapia. Veniamo alla quinta parola, divertimento. Adoro questa parola. Per tutti noi bambini, la vita ha molto a che vedere con il fare cose che sono divertenti. Posso divertirmi quando sono a scuola e imparo, quando sono con la mia famiglia o con gli amici, in tante altre situazioni. Puoi aiutarmi a trovare cosa mi diverte e come rendere le cose allegre. E che ne dici se ci divertiamo assieme? Ed eccoci alla sesta parola magica, futuro. Come ogni bambino, anch'io sto crescendo e mi sto sviluppando. Un giorno sarò un adulto con disabilità. Aiuta me e i miei genitori a pensare al futuro in modo positivo. Chiedici quali sono le nostre speranze e sogni. Aiutami fin da ora a sviluppare al massimo le mie potenzialità. Bene, adesso conosci tutte le mie 6 parole preferite. Aiutami a usarle e valorizzarle nella vita di tutti i giorni. Posso contare su di te?